Capital News. I governatori della Lega sulle barricate nel giorno dell'arrivo negli ospedali della pillola abortiva. La RU486 non sarà disponibile in Veneto, assicura il neogovernatore Zaia, mentre Cota in Piemonte rilancia: per me le pillole abortive possono marcire nei magazzini. Critico Bersani: si sentono imperatori, dice il segretario del PD. Ma cosa possono fare le regioni per bloccare la pillola abortiva? Ernesto Manfredi. Le regioni, spiega l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, non hanno il potere di impedire l'erogazione della pillola abortiva né di qualunque altro farmaco che abbia superato tutte le verifiche necessarie. L'ultimo via libera lo ha dato lo stesso ministro Sacconi dopo che l'utilizzo della pillola è stato legato al regime ospedaliero. Dunque la RU486 può essere somministrata se ci si ricovera per 3 giorni. Ora le regioni potrebbero ritardare l'erogazione del farmaco, ad esempio utilizzando la leva economica. Le regioni infatti hanno la possibilità di concordare il prezzo attraverso una gara. Nel caso della pillola abortiva però l'azienda produttrice è una sola ed il prezzo è stato stabilito con il Servizio Sanitario Nazionale, il Comitato Interministeriale dei Prezzi e l'AIFA. Tuttavia una regione potrebbe aprire una trattativa privata per abbassare il prezzo ed intervenire sui direttori delle sue ASL per chiedergli di non acquistare il farmaco su ordine degli ospedali. Quando il prezzo c'è però gli ospedali sono indipendenti nell'usare un farmaco. A quel punto i rimborsi regionali non pagano direttamente il prodotto ma saldano le prestazioni eseguite. Perciò l'unica maniera sicura per chiudere la RU486 nei magazzini sembra essere quella di scoraggiare gli ospedali a richiedere